presenta l'Europa come una sorta di paradiso terrestre, arriveremo al paradiso terrestre, ma l'Europa per noi, ho già avuto modo di dire, per noi nella migliore delle ipotesi sarà un limbo e nella peggiore delle ipotesi l'Europa sarà un inferno. E quindi bisogna riflettere su ciò che si sta facendo, perché la cosa più ragionevole di tutte era quella di richiedere e di pretendere, essendo noi un grande paese. Perché se l'Italia ha bisogno dell'Europa, l'Europa ha bisogno dell'Italia, non dimentichiamolo. Pretendere la rinegoziazione dei parametri di Maastricht.